Il più ottimista dei tifosi biancorossi difficilmente avrebbe puntato sulla salvezza del Mantova con 2 giornate d'anticipo quest'estate, ed invece il miracolo è compiuto. Con una squadra di giovani che sono diventati calciatori di senatori rigenerati dalla maglia biancorossa, il Mantova ha conquistato la salvezza meritatamente, con addirittura 3 punti di penalizzazione. Il match della consacrazione è stato sabato, con il successo conquistato contro il Real Vicenza, una vittoria con il sigillo del giovane Trainotti, uno dei simboli del Mantova del futuro, giocatore già nel mirino di tante squadre di categoria superiore. La cronaca, la festa della liberazione non tiene lontani 2000 tifosi dal Martelli. Il Mantova si schiera con Zanetti titolare, preferito Gonzi, con trio d'attacco formato da Boniperti, Belec e Caridi. Parte forte il Mantova con Caridi vicino al gol al quinto dopo un numero di Boniperti. Un minuto dopo sono ancora i biancorossi ad andare vicino alla rete senza conseguenze, come al 19esimo, sempre con Boniperti da lontano. L'occasione più ghiotta arriva comunque allo scadere con una gran palla di Caridi al centro per Belec, leggermente in ritardo. La ripresa inizia con una conclusione di Boniperti con pala alta, e dal 15esimo arriva la rete del vantaggio con Siniscalchi che colpisce benissimo l'incrocio. La palla sbatte sul palo dove interviene Trainotti per il gol salvezza. Una liberazione per i biancorossi che sfiorano il raddoppio con Caridi e Boniperti, con qualche brivido alla fine, con l'eterno Bruno vicino alla gol in 2 circostanze. Penso che questo gruppo è cresciuto molto dall'inizio dell'anno, che noi abbiamo avuto 2 opposti, vuol dire giocatori in calo, magari con l'età avanzata o che non hanno giocato per anni, e tantissimi giovani che su prime esperienze, e fare 49 punti non è facile, vuol dire che quelli vecchi sono tornati un po' anni indietro, quelli giovani sono maturati un po', e siamo riusciti a fare comunque una stagione buonissima, poi per dopo si vede. 12 mesi dopo le lacrime arriva il trionfo, e vincere un campionato un anno dopo la retrocessione, si sa, ha un valore aggiunto considerevole. Il Castiglione torna tra i professionisti, conquistando la promozione in Lega Pro con 2 turni d'anticipo. Il pareggio sul campo del Pontisola e il contemporaneo KO del Lecco assicurano ai rossoblù di Alessio Del Piano l'accesso nei professionisti. 73 punti in classifica, con la bellezza di 22 vittorie in 35 gare, in proiezione pure meglio della prima D conquistata nel 2011-2012, che si chiuse allora con 76 punti in 38 giornate, 2 punti a giornata. La miglior difesa del torneo, con soli 25 reti subite, Alessio Del Piano e Fabio Cristofoli, 20 gol in campionato, le firme principali sul capolavoro tecnico rossoblù, la solidità societaria del club aloisiano, legacy in questo caso Rossano Zilia e il fido presidente Ernesto Valerio, la garanzia sulla quale poggiare per un futuro ancora più stabile. Ora è il tempo della festa, ma il domani a Castiglione è già iniziato.